Siamo la Sardegna del coraggio. Un popolo che cresce e non si rassegna. La nostra storia, la nostra lingua. Siamo la Sardegna che mette insieme le sue forze. Un popolo che si batte nel quotidiano. Siamo la Sardegna dell'uguaglianza. La sapienza degli antichi saperi. Siamo la Sardegna della sfida. Siamo qui, ora, insieme. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Un saluto cordiale, caloroso a ciascuno di voi. Un saluto agli amministratori, ai sindaci, ai consiglieri. Un saluto a tutte le donne e gli uomini che hanno deciso questa mattina di essere qua per chiacchierare insieme, per immaginare insieme la Sardegna del futuro, per parlare insieme di un futuro che è già iniziato. E un saluto particolare naturalmente a tutti i giovani. Siete il nostro presente, siete il nostro futuro, siete la nostra speranza. Voglio raccontarvi un episodio che risale a qualche giorno fa, perché voglio parlarvi della politica e voglio provare oggi a fare un ragionamento un po' generale sulla politica, sul momento che viviamo e sulla capacità della politica di essere sintonizzata con la gente, la capacità della politica di essere al servizio della gente, di essere buona politica, di essere indirizzata alla ricerca del bene comune. Bene. Oggi purtroppo in questi giorni siamo in campagna elettorale e se ne sentono tante e purtroppo devo dire si sentono tante bugie, tante mistificazioni, tanta incompetenza e si percepisce anche da una parte tanto odio, tanto livore, tanta veramente accredine, il tentativo di trasferire sulla scena elettorale, oltre alla bugia e alla mistificazione, cattiveria e odio. Sono esperti di odio i nostri concorrenti. La competitor, la signorina Murgia, rinominata Costa Concordia, forse dovremmo chiamarla Costa Discordia, perché è una signorina che nell'università insegnava, e non è una battuta, è vero, la materia della signorina era odio, insegnava odio. E hanno tentato anche in questi giorni, con bugie e mistificazioni, di dire cose che non sono. Leggo sui giornali di oggi, per esempio sulla continuità aerea, dicono che le tariffe sono triplicate. Non riconoscono che la tariffa è diminuita ed è uguale per tutti. Dicono che è falso il nostro dato che certifica più 9% di arrivi, che abbiamo quantificato in modo puntuale perché sono più di 500 voli rispetto al periodo precedente e un saldo positivo di 25.000 rotti passeggeri, e sono gli aeroporti che ce lo dicono, non sono altri. Vi voglio raccontare un episodio. L'altro giorno, a proposito di aeroporti, ero in aereo, mi sono seduto sull'aereo, stavo rientrando da Roma e c'era un ragazzo a fianco a me e come mi sono seduto mi ha guardato, mi ha lanciato uno sguardo che probabilmente col quale mi voleva incenerire letteralmente. Mi guarda e mi fa: ma lei è Cappellacci? Ho detto: sì, sono Cappellacci. Ah, bene.
io la detesto. Questo è stato l'inizio. Questo, potete immaginare come dire, a che tipo di viaggio mi sono preparato. Ho detto, bene, allora, parliamone. Perché questo ragazzo, perché questo giovane mi ha aggredito in questo modo? Perché ha iniziato a parlare di PPS e mi ha detto per questo, e metteva insieme una serie di bugie e falsità, ma cose totalmente inesistenti, stava proprio vaneggiando, al che punto su punto abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato, gli ho spiegato come funziona, gli ho fatto capire tutti quelli che erano gli errori che erano presenti nel vecchio PPR, gli ho fatto capire che ci sono 370 comuni che non sono riusciti ad adeguare i loro PUC, gli ho fatto capire che si riapre alla possibilità di pianificazione sul territorio, gli ho fatto capire che le tutele restano le stesse, semplicemente c'è la possibilità di valorizzarlo il nostro territorio senza alterarne in alcun modo la fisionomia, senza provocare alcun danno, ma anzi salvaguardando quel patrimonio straordinario. Gliel'ho fatto capire punto su punto, con riferimento alle norme, gli ho fatto capire tutto. Abbiamo poi allargato il discorso, abbiamo parlato d'altro, abbiamo parlato delle cose fatte, abbiamo parlato della nostra svolta green, abbiamo parlato dei trasporti. Bene, alla fine questo ragazzo siamo scesi, ci davamo del tu alla fine del viaggio, mi ha invitato a casa sua, vuole che vada ospite a casa sua a pranzo e mi ha detto: Presidente, stai tranquillo, io lavorerò per te, andrò in giro di porta in porta, di casa in casa a cercarti i voti. Allora, questo perché? Tutto questo perché è successo? Non certo perché Cappellacci è simpatico, non certo perché Cappellacci in quel poco tempo a disposizione ha mostrato un volto particolarmente cordiale o affabile e l'ha conquistato sul piano personale. Semplicemente perché quello che mi ha detto prima di fare questa affermazione è: Presidente, mi hai fatto fare una gran brutta figura, anzi io ho fatto una pessima figura, perché io avevo in testa un mare di bugie, avevo in testa un mare di cose che non sono vere e mi sono permesso di attaccarti dicendoti cose false, cose che non erano vere, e tu mi hai fatto capire, mi hai dimostrato che non era così. Allora, cari amici, questa è l'attività di mistificazione che viene fatta e questo noi dobbiamo tentare di contrastare e dobbiamo farlo di porta in porta, di casa in casa, dobbiamo far capire alla gente quello che è stato fatto e dobbiamo soprattutto trasferire un atteggiamento diverso. Dobbiamo essere diversi. E per essere diversi dobbiamo prima di tutto credere in che cosa? Dobbiamo credere in una cosa molto semplice, noi dobbiamo credere nella possibilità di cambiamento. Noi dobbiamo credere nel cambiamento e noi questo cambiamento lo rappresentiamo, noi questo cambiamento lo abbiamo già iniziato. Noi non dobbiamo aspettare cambiamenti che verranno, non dobbiamo aspettare Sardinie possibili, non dobbiamo aspettare domani che devono ancora incominciare. Il futuro, il cambiamento è già qui, è ora, è qui e noi possiamo partire da questo. E perché vi dico questo? Perché noi abbiamo ereditato una nave che era alla deriva. 5 anni fa ci è stata consegnata una Sardegna che era come una nave alla deriva. Era una nave alla deriva sulla quale soffiavano forti venti di burrasca e una nave alla deriva nella quale i sardi erano stati chiusi dentro la stiva o cacciati via o mandati fuori bordo. Questo era la Sardegna e purtroppo questa nave si muoveva sul vento non solo di burrasca della crisi, di un modello superato, di tante criticità, ma si muoveva soprattutto sul vento della rassegnazione, perché tutti quanti o molti erano rassegnati. E il male grande, il male più grande della Sardegna è proprio stato questo sentimento di rassegnazione, è stato questo abituarsi e non voler imporre con forza un cambiamento. Einstein diceva: non possiamo cambiare le cose se tutti i giorni continuiamo a fare le stesse cose. Ecco, allora noi dobbiamo partire da lì e noi siamo partiti da lì. Siamo partiti esattamente da questo. Abbiamo incominciato giorno per giorno, punto su punto, a cambiare le cose. E che cosa abbiamo fatto e che cosa vogliamo fare? Beh, prima di tutto, quali sono le cose che non vanno? Ne abbiamo tante, non sto a raccontarvi della crisi che certamente è straordinaria, che ci fa assistere a scenari che erano solo pochi anni fa inimmaginabili. Pensate
Immaginate 5 anni fa poter immaginare quello che è successo in Grecia con una crisi che mette in ginocchio un paese e che provoca la guerriglia, quasi la guerra civile per le strade. Immaginate quello che è successo a Cipro con i conti correnti bancari chiusi, con le persone che non potevano accedere ai loro risparmi. Cose da film di fantascienza solo pochi anni fa. Questo è quello che è successo, ma ci sono altre criticità che sono frutto anche di questo sentimento di rassegnazione. Prima di tutto un modello superato, un modello di sviluppo superato. Il cosiddetto nostro modello della pentola bucata l'ha definito un economista e ha detto bene, perché noi abbiamo un modello che era fondato sulla grande industria, su dei poli produttivi, un modello policentrico con più poli, Porto Torres, Ottana, il Sulcis, di industria pesante, dove sono state immesse dentro questa pentola risorse in modo spaventoso e queste risorse non hanno portato niente alla Sardegna, non è rimasto niente, non c'è stato un tessuto connettivo fatto di piccole e medie imprese che è cresciuto, sono andate via da questo fondo bucato e questo è quello che noi ci siamo trovati, questo è quello che noi abbiamo ereditato. Un modello peraltro che in questa difficoltà, in questo momento di crisi, in questo mercato globale dove la sfida della competitività è tra territori, un modello che vedeva le nostre imprese arrancare perché non erano in grado di competere, perché hanno un costo di energia più alto, perché hanno un costo di trasporto più alto, perché hanno i costi che derivano dalla mancanza dell'infrastrutturazione. Questo è quello che noi ci siamo trovati, quello che abbiamo ereditato. E purtroppo in questa situazione abbiamo anche distrutto parte delle cose che c'erano, cose importanti. Pensate solo a quella che è stata l'emorragia verso questo tipo di modello di uomini e risorse dall'agricoltura. Pensate a quello che il settore primario ha perso per inseguire il sogno della grande industria. Voi immaginate che in Sardegna abbiamo una superficie agricola utilizzata, anzi la superficie agricola utilizzata media delle imprese è la più alta di tutta Italia. Abbiamo un indice di 19 ettari circa che è il più alto di tutta Italia. Noi abbiamo a parità di territorio un risultato però che è assolutamente inconsistente rispetto ad altre regioni. Se noi facciamo il confronto tra la Sardegna e regioni che per superficie agricola sono similari, Lombardia e Veneto, ci rendiamo conto che in Lombardia e Veneto il prodotto vendibile lordo ammonta a 5 miliardi di euro. Il nostro prodotto vendibile lordo è di 1,3 miliardi, 1,4 miliardi, un terzo. E questo è frutto di quelle scelte, perché abbiamo abbandonato un settore che invece poteva darci tanto e che ci può dare ancora tanto, col risultato che andiamo a importare lo stesso fabbisogno alimentare, non siamo in grado di soddisfare neanche il nostro fabbisogno alimentare e questo non è pensabile. E qua bisogna uscire da questa logica, bisogna uscire soprattutto da quel modello, bisogna uscire dalla logica della rassegnazione e dobbiamo ricominciare a puntare sull'agricoltura e vi voglio raccontare come oggi. Certamente rafforzando quelle filiere principali che abbiamo, perché in Sardegna dobbiamo pensare alle carni, dobbiamo pensare ai formaggi, dobbiamo pensare all'olio, dobbiamo pensare al vino, dobbiamo pensare al grano e queste sono le 5 filiere più importanti sulle quali noi dobbiamo impegnarci. Ma poi, dicevo, un vento della rassegnazione che portava questa nave con questo modello superato, con questo modello che ha aggredito altri settori importanti e lo portava a scontrarsi con uno Stato patrigno. E anche qui siamo oltre 60 anni che combattiamo per poter avere quello che ci spetta, sono oltre 60 anni che portiamo avanti delle battaglie straordinarie e però purtroppo troppo spesso ci siamo rassegnati a una condizione inaccettabile e dobbiamo smetterla di rassegnarci. Voi pensate, ho detto prima il costo che deriva da questo modello, il costo che deriva dalle imprese per la mancanza di infrastrutture. In Sardegna e in determinati territori della Sardegna l'indice di infrastrutturazione è il più basso d'Italia. Questo è inaccettabile.
Questo non è pensabile e questa è la conseguenza di disattenzioni di decenni da parte del governo. È naturale che questo possa accadere. Voi immaginate quelle che sono le infrastrutture a rete, le autostrade, le ferrovie, le linee del gas, le condotte del gas. È evidente che quando queste corrono lungo il continente italiano, corrono lungo il paese, quando poi raggiungono il mare si fermano. E allora che cos'è che deve dare la forza per farle superare il mare perché possano riprendere quando si arriva in terra sarda? Deve essere la forza di un governo che vuole sostenere un territorio e che vuole mettere quel territorio a parità di condizioni. E purtroppo invece tutto questo non c'è stato. E ancora abbiamo un altro vento di burrasca che purtroppo anche quello vive sulla rassegnazione ed è quello delle lobby, dei burocrati dell'Unione Europea, è quello di signori che pensano allo spread, che pensano a fare l'interesse dei banchieri, è quello di signori che mettono in ginocchio la nostra terra. Vi voglio raccontare solo uno dei tanti episodi, quello che riguarda la legge 44 che ha toccato molte realtà agricole, molte realtà che si trovano anche qui nell'Oristanese. Una legge 44 che molti di voi sanno era una legge regionale che disponeva degli aiuti a favore dell'agricoltura, che è stata dichiarata illegittima. Quegli aiuti sono stati dichiarati illegittimi da parte dell'Unione Europea ed è scattato un meccanismo che per anni ha messo in ginocchio le aziende, ha fatto sì che venissero pignorate le aziende, che fossero mandate all'asta, ha rovinato famiglie, purtroppo ha causato anche la perdita di vite umane, perché anche questo è successo. E tutto questo per che cosa? Per dei burocrati miopi, perché noi quando siamo arrivati abbiamo preso in mano la situazione, ci abbiamo lavorato anche con l'aiuto delle associazioni, con Coldiretti in modo particolare, e abbiamo cercato di far ragionare questi burocrati, siamo andati più volte in Europa, con loro abbiamo esaminato le carte e alla fine, dopo tanti anni, dopo anni di sofferenza, dopo perdita di azienda, dopo perdite di vite umane, si scopre che avevamo ragione noi perché siamo riusciti a risolvere il problema della 44 classificando quegli aiuti nell'ambito del regime de minimis e quindi salvando quelle situazioni, salvando le imprese che ancora erano in vita, che ancora esistono, dalla possibilità del pignoramento e della vendita all'asta. E questo è quello che è successo. E questo è quello che è successo perché non ci siamo voluti rassegnare a quel vento. Ma allora, perché vi dico questo? Perché dico che il futuro è già cominciato? Perché vi dico che il cambiamento è già iniziato e noi rappresentiamo il cambiamento? Per una ragione molto semplice, perché noi su tutti questi problemi che ho richiamato e che voglio riprendere, noi abbiamo portato una rivoluzione. Noi abbiamo portato il cambiamento, noi abbiamo cambiato le cose, abbiamo avviato un grande percorso, un grande progetto di cambiamento che rivoluzionerà completamente il modo di essere, il modo di pensare, che darà una chance straordinaria a quest'isola. E i primi segnali ci sono e io ve li voglio raccontare, ma per poter essere credibili, per poter essere veramente portatori della buona politica, per poter dire anche che cosa si deve fare, bisognava prima di tutto essere capaci di dare l'esempio. E l'esempio lo doveva dare la politica, perché se si vuole tornare al primato della politica, bisogna dare l'esempio con se stessi. E noi che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo iniziato un lavoro sui costi della politica che non ha pari in Italia, perché non ha pari in Italia. Noi siamo quelli che hanno abolito le province, siamo quelli che hanno diminuito il numero dei consiglieri regionali, siamo quelli che hanno dimezzato le indennità, che hanno eliminato il vitalizio, che hanno eliminato i consigli di amministrazione, che hanno dimezzato le auto blu. E su questo voglio dirvi, a proposito di dare l'esempio, perché sento, come dire, tra tanto dire e anche tanto farneticare di personaggi che promettono per il futuro, non per oggi, promettono per il futuro di avere una politica senza stipendi finché non saranno modificati i parametri. Oggi naturalmente lo stipendio, l'indennità la prendono, se la intascano e stanno zitti. E promettono per un futuro che verrà
Noi l'esempio l'abbiamo dato già da tempo. Io sono 3 anni che ho rinunciato all'indennità da Presidente. La mia giunta lavora a €1 di indennità al mese. Allora, ma di che cosa stanno parlando? Ma da dove vengono? Ma pensino un attimino a se stessi. E allora perché vi dico che questo cambiamento è iniziato? Perché voglio portarvi verso uno scenario che è uno scenario completamente differente? Perché se andiamo a affrontare i problemi che ho richiamato e che voglio riprendere, noi punto su punto possiamo dimostrare di aver già iniziato un percorso. Prendiamo le infrastrutture. Il primo argomento forte, la prima criticità forte è quella delle infrastrutture. Voglio richiamare un'opera che certamente non appartiene a questo territorio, ma che è indice di quello che è stato fatto. Quest'opera è la Sassari-Olbia, una infrastruttura che è strategica non per un territorio, ma è strategica per la Sardegna, perché vedete, cari amici, purtroppo noi abbiamo un difetto. Talvolta siamo capaci di dividerci rinchiudendoci o ritrovandoci sotto i campanili. La Sardegna è una grande terra con pochi abitanti. Se c'è un errore che non commettere è quello di chiuderci in noi stessi e non di aprirci a tutti i territori. E infrastrutture di quel tipo sono strategiche per tutta la Sardegna, perché se cresce la Gallura cresce l'Oristanese, se cresce l'Oristanese cresce il Cagliaritano e così via. E allora, quando noi siamo arrivati, quell'infrastruttura era un'infrastruttura sulla carta, era un progetto neanche definitivo, era un progetto preliminare scritto su un pezzettino di carta, valeva quanto questo fogliettino che io ho in mano. Siamo arrivati, e questo era lo stato dell'arte, e con il duro lavoro, con un'opera incessante, con anche tanta fatica e tanto penare, noi siamo riusciti prima di tutto a recuperare tutte le risorse, perché l'abbiamo finanziata interamente, siamo riusciti a far dichiarare le procedure di emergenza, siamo riusciti a fare gli appalti, siamo riusciti a aprire i cantieri, e oggi la Sassari-Olbia sono cantieri aperti, è una realtà che a breve vedrà la luce. Ma naturalmente non potevamo fermarci lì, non potevamo fermarci solo a quelle opere che dipendono dalle risorse nazionali, dovevamo andare oltre e dovevamo fare anche con le nostre forze, mettendo in campo quelle che sono le risorse del bilancio regionale. E lo abbiamo fatto pure in un momento di difficoltà dal punto di vista finanziario. Lo abbiamo fatto e abbiamo avviato cantieri, abbiamo aperto cantieri per centinaia di milioni di euro, l'abbiamo fatto con le opere cantierabili e sono centinaia di progetti in tutta la Sardegna, lo abbiamo fatto con i progetti di filiera e sviluppo locale e anche in quel caso sono centinaia di progetti e decine di milioni. E lo abbiamo fatto in modo deciso, in modo determinato, lo abbiamo fatto perché abbiamo già avviato il cambiamento. E poi vi dicevo, questo modello che soffre, che vede un costo dell'energia troppo alto. Noi abbiamo avviato il più grande progetto, un progetto rivoluzionario per la Sardegna. Questo progetto si chiama Sardegna Show 2.0. Questo progetto è un progetto che vuole cambiare la Sardegna e vuole fare la svolta green alla Sardegna. Allora, ci sono tanti competitor che dicono che immaginano per il futuro, qualcuno addirittura non lo immagina neanche per i prossimi mesi, ma dice che prima deve monitorare, non si sa per quanti anni deve monitorare, poi porterà avanti qualche progetto. Altri che parlano di svolte che verranno e molti si riempiono la bocca dell'economia verde, della svolta green. Bene, noi questo progetto lo abbiamo avviato nel 2010, siamo partiti tra il 2010 e il 2011 e abbiamo avviato il progetto che ha riguardato 21 comunità pioniere per un totale di 66 comuni. Questo progetto riguarda, qui nell'Oristanese, Capofila, Arborea, ci sono molti comuni dell'Oristanese che hanno partecipato con Smart City. Questo progetto riguarda molto semplicemente la realizzazione di investimenti sulle energie alternative che possono dare ai comuni la possibilità di cambiare totalmente quella che è la configurazione del modello e quelle che sono le condizioni di vita dei cittadini. Sono progetti che sono stati selezionati, sono stati aiutati i comuni prima a fare il piano di azione per l'energia sostenibile, sono stati selezionati, pensate in 21 comunità, 66 comuni, sono quasi 250 milioni i progetti, ammontano a 250 milioni, sono finanziati con risorse BEI, con fondi
fondi comunitari e con risorse regionali, e sono progetti che consentiranno a ciascuno dei comuni partecipanti di realizzare degli impianti che permetteranno di abbattere la bolletta energetica dei cittadini del 50% e cambieranno totalmente la filosofia. E l'altro grande progetto che si sposa al primo è quello che è sempre all'interno del più grande e più vasto progetto Sardinia CO2 2.0, è quello della chimica verde di Porto Torres. Noi abbiamo dato un contributo decisivo, ponendo prima un fermo no, un rifiuto all'ipotesi di sostituire la chimica di base con un grande deposito di carburanti, abbiamo posto un forte rifiuto, un secco no, e abbiamo avviato quel percorso che è la trasformazione dalla chimica di base alla chimica verde. Quella chimica verde si basa su una centrale di produzione di energia elettrica a biomasse e su 6 bioraffinerie. Sono tutti progetti che vanno verso lo sviluppo sostenibile e il rispetto dell'ambiente, cambiano completamente la filosofia e sono progetti che richiedono per l'alimentazione delle centrali una quantità molto molto importante di oli vegetali e di biomasse. E che cosa abbiamo fatto e che cosa stiamo facendo? Noi stiamo realizzando la filiera corta dell'agricoltura e quindi ci sarà la produzione in Sardegna di quei materiali che serviranno per alimentare gli impianti. E questa produzione, attenzione, riguarderà tutta la Sardegna. Voi immaginate che per utilizzare questi prodotti, la superficie agricola utilizzata, che dovrebbe essere messa a dimora per poter alimentare il progetto, è quella di una quantità di territorio straordinario. Stiamo parlando del 10% della superficie agricola utilizzata. E voi pensate solo che per i vigneti, tutti i vigneti in Sardegna occupano una superficie agricola del 3%. Immaginate qual è il rapporto. Bene, noi abbiamo abbiamo costruito con i tecnici un progetto che prevede la realizzazione di serre molto sofisticate con questa tecnica che si chiama aeroponica, che permette di realizzare la stessa quantità con superfici ridottissime. Pensate, su un ettaro coltivato a cardo, che è il vegetale che si utilizza, la produzione è di 1 tonnellata di olio vegetale. Con lo stesso ettaro utilizzato con quel meccanismo che abbiamo studiato, la produzione salta a 500 tonnellate. È un dato straordinario. Allora, i due progetti, la Sardegna, che sono dentro Sardegna CO2 2.0, quelli che riguardano i comuni e quelli che riguardano questa filiera, insieme comporteranno nei prossimi 5 anni, con l'allargamento a tutti i comuni della Sardegna, un ammontare complessivo di investimenti che tra l'uno e l'altro sfiorerà i 2,5 miliardi di euro, che significherà un volume affari di 2 miliardi di euro, significherà circa 8.000 addetti, significherà un incremento del PIL del 5%, un incremento del PIL sardo del 5%. E questa è una rivoluzione. E io qua però vi voglio dare un annuncio e vi voglio preannunciare quella che sarà per noi una battaglia straordinaria, una battaglia fatta al pari di quella di pochi giorni fa, che riguarda l'arrivo delle armi chimiche in Sardegna. Voi sapete che noi abbiamo corso questo rischio. Abbiamo corso il rischio che i porti sardi fossero destinatari di quel carico di veleni che doveva poi essere trasbordato su delle navi americane. Ci siamo opposti, abbiamo detto da subito no, lo abbiamo fatto con tutta la nostra forza, abbiamo diffidato il governo e alla fine le armi chimiche sono andate da altre parti. Però purtroppo c'è un nuovo rischio che incombe. E lo voglio annunciare che noi da domani faremo una battaglia senza quartiere, faremo una battaglia straordinaria su questo. Qualche mese fa, nel silenzio generale, c'è stato un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che ha rideterminato i corridoi all'interno dei quali si possa fare trivellazioni per la ricerca di idrocarburi. Sto parlando dei corridoi a mare. Bene, questo decreto ha individuato una vastissima area di superficie che si trova al largo delle coste centro-occidentali della Sardegna,
che interesserà queste ricerche e per le quali sono già arrivate, hanno già fatto in perfetto silenzio il bando e sono già arrivate, mi dicono, una quindicina di domande per le ricerche di idrocarburi. Allora, voi sapete che cosa significa questo a proposito di ricerche, a proposito di rivelazioni e di territori che soffrono per questo tipo di condizioni? Significa mettere in piedi, a poca distanza dalle coste sarde, degli impianti, dei pozzi che possono causare tragedie tipo quella che abbiamo visto in America, a Miami, sulle immagini che hanno fatto il giro di tutte le televisioni. Noi non siamo disponibili, noi, lo dico da subito, ci opponiamo, faremo immediatamente una diffida al governo e siamo stanchi di questo tipo di soprusi, siamo stanchi di apprendere per via riservata di notizie che riguardano il nostro futuro, che riguardano la nostra Sardegna, che vanno contro il nostro progetto di sviluppo. Il nostro progetto di sviluppo guarda a una Sardegna green, guarda allo sviluppo sostenibile, guarda a un'isola che può vivere dell'agricoltura, del turismo, guarda a un'isola che fonda la propria forza, il proprio futuro sulla qualità della vita, sull'elemento identitario, sulla nostra storia, sulla nostra cultura. Non siamo disponibili a consentire a nessuno di rovinare questo straordinario patrimonio, perché è l'unico patrimonio, l'unico vero patrimonio che abbiamo e lo difenderemo con le unghie e con i denti. E guai a chi tenterà di mandare avanti operazioni di questo tipo sulla nostra pelle e sulla nostra terra. Io nelle prossime ore darò tutte le notizie alla stampa, le darò corredate di documenti e farò capire a tutti qual è il rischio e chiamerò tutti a raccolta contro questo ennesimo sopruso nei confronti della Sardegna. E a proposito di soprusi nei confronti della Sardegna, purtroppo devo dire, questo trattamento che lo Stato ci ha riservato è un trattamento che non si è visto solo sul livello delle infrastrutture, non si è visto solo per le armi chimiche, non si è visto solo sul tentativo del nucleare, al quale ci siamo opposti con un forte e sonoro no, non si è visto solo su queste vicende, ma si è visto purtroppo anche su tutta una serie di rapporti ed elementi. Cito solo alcuni di essi, l'avvertenza entrate. L'avvertenza entrate sulla quale poi, anche su questo, badate, io leggo inorridito i giornali e leggo di questo signore, questo assessore, che addirittura in questo momento dice: noi vi abbiamo consegnato un straordinario risultato che era l'avvertenza entrate, e dice: voi vi siete distratti e avete dimenticato di modificare il patto di stabilità. Cioè, voglio dire, io resto allibito perché si mente e si raccontano bugie con una naturalezza straordinaria. Noi abbiamo ereditato un altro pezzo di carta, era come la Sassari Olbia. Noi abbiamo ereditato un pezzo di carta dove c'era scritto che veniva fatta un'avvertenza entrate, veniva definito un nuovo regime di compartecipazione erariale. Veniva peraltro, per avere questo nuovo regime, la Sardegna si accollava il costo della sanità, la Sardegna si accollava il costo del trasporto, della continuità territoriale che paghiamo noi, e in forza di questo lo Stato riconosceva maggiori risorse. Le risorse dovevano partire dal 1 gennaio 2010, secondo voi qualcuno al governo ha pensato di applicare, di far valere subito questo foglietto? No, nessuno ci ha pensato. Abbiamo dovuto pensarci noi, abbiamo rivendicato i tavoli politici che non sono arrivati, abbiamo fatto un percorso per le aule giudiziarie alla Corte Costituzionale con una sentenza che è arrivata e che ci ha dato ragione. Non è bastata quella sentenza, abbiamo dovuto mandare l'ufficiale giudiziario a Palazzo Chigi per notificare una diffida adempiere, e l'abbiamo voluto fare, abbiamo notificato statu dentima perché l'abbiamo voluto fare in sardo, a sottolineatura di quello che è la nostra storia, la nostra identità di popolo, la nostra dignità di popolo, e solo dopo di allora lo Stato ha iscritto interamente tutte le somme dovute nel bilancio statale. Però, c'è un però, quell'avvertenza entrate non prevedeva la modifica del patto di stabilità, quindi le somme non possono essere interamente trasferite, non possono essere spese. E qualcuno, un professore,
si è dimenticato di modificare il patto di stabilità, e anche su questo abbiamo iniziato una battaglia, anche su questo ci siamo rivolti alla Corte Costituzionale che ci ha dato ragione, nonostante questo primo risultato, nonostante una legge promossa da tutti i parlamentari sardi che dava allo Stato un termine entro il quale doveva sedersi al tavolo per noi per rivedere il patto di stabilità. Nonostante questo ancora stiamo trattando, ancora il tavolo è aperto, ed è aperto solo dalla settimana scorsa, perché siamo riusciti, dopo proteste, diffide, messe in mora, solo la settimana scorsa a farlo aprire, e stiamo ancora discutendo. E poi questo stato patrigno e questa condizione di difficoltà e di criticità nella quale ci mette l'ha manifestata in tutta la sua forza su un'altra vicenda straordinaria, che è quella del trasporto. Qualcuno dice, mentendo sapendo di mentire, che noi abbiamo barattato con dei posti in consiglio di amministrazione la nostra continuità territoriale. Quel qualcuno o è completamente incompetente e ignorante, non sa quello che è successo, perché non so dov'era, ma certamente non era qui a occuparsi dei problemi della Sardegna, oppure mente spudoratamente, perché noi abbiamo rifiutato i posti in consiglio di amministrazione, basta andare a vedere, non c'è un sardo nel consiglio di amministrazione della Tirrenia, abbiamo rifiutato con sdegno le offerte di poltrone, abbiamo fatto causa al governo, abbiamo portato tutti alla Corte Costituzionale, anche in quel caso siamo riusciti a ottenere un risultato, abbiamo vinto quel ricorso e la Corte Costituzionale ha stabilito che si dovesse portare la Sardegna al tavolo e che questa dovesse avere un ruolo determinante e prioritario per le scelte che riguardano la Convenzione. Ma non ci basta, perché noi non ci accontentiamo di questo, noi vogliamo che la competenza sia trasferita alla Regione, vogliamo che le risorse siano trasferite alla Regione, noi vogliamo poter decidere in casa nostra come riteniamo più opportuno e riteniamo di essere in grado di farlo. E questo, vi dicevo, questo aspetto dei trasporti riguarda l'altro tema importante e strategico, che è quello del costo del trasporto. Dicevo, le nostre imprese, il nostro sistema soffre per mancanza di infrastrutture, per mancanza di un costo dell'energia adeguato, per un costo del trasporto troppo elevato. E noi sul trasporto ci siamo battuti veramente come leoni. E qua voglio parlare di questa vicenda che vede la complicità tra governo e Europa delle lobby, ed è quella del trasporto marittimo. Voi, molti di voi sanno, perché lo avete letto sui giornali o perché lo avete vissuto sulla vostra pelle o l'hanno vissuto sulla vostra pelle i vostri parenti, amici, conoscenti, che nel 2010, pochi mesi prima che si realizzasse il più grande imbroglio per la Sardegna e che la Tirrenia venisse svenduta a un manipolo di pirati, pochi mesi prima quegli stessi pirati hanno fatto un cartello, hanno deciso di aumentare le tariffe DAE per la Sardegna di oltre il 150%. L'hanno fatto sulla pelle dei sardi, l'hanno fatto incuranti di quelle che erano le conseguenze che si andavano a provocare, e hanno messo in ginocchio un'isola, hanno messo in ginocchio il turismo, ci hanno arrecato danni straordinari. Noi abbiamo immediatamente denunciato questa situazione all'antitrust, abbiamo fatto in modo che l'indagine andasse avanti, l'antitrust l'ha portata a conclusione, è arrivata al risultato di sanzionare il cartello, di accertare che c'era un cartello e sanzionarlo con una multa che è stata inflitta agli armatori di oltre 8 milioni di euro. Però è evidente che noi non potevamo fermarci con la denuncia, non potevamo fermarci alla sanzione, perché la sanzione, che è arrivata peraltro parecchio dopo, non avrebbe soddisfatto le nostre aspettative. C'era solo una cosa da fare, c'era quella di reagire e mettere in campo immediatamente una soluzione, e noi l'abbiamo fatto in 45 giorni. L'abbiamo fatto con la piena consapevolezza di forzare la mano, l'abbiamo fatto con la piena consapevolezza di doverci scontrare con le regole burocratiche dei burocrati, con le regole europee. L'abbiamo fatto per
aiutare la Sardegna a sopravvivere. Lo abbiamo fatto per far viaggiare decine di migliaia di turisti che hanno viaggiato con grande soddisfazione a prezzi bassi e con delle navi pulite, nuove, con all'interno personale sardo, prodotti agroalimentari sardi. Lo abbiamo fatto per realizzare quello che immaginavamo che si è puntualmente realizzato, ovvero sia che con la nascita della flotta sarda immediatamente sono riapparsi gli sconti nelle altre compagnie, immediatamente si sono riabbassate le tariffe. Lo abbiamo fatto consapevoli di forzare la mano e lo rifarei 1, 10, 100, 1000 volte. Perché sapete, io l'ho già detto, e possiamo fare un esempio per far capire qual è la situazione nella quale ci troviamo. Voi immaginate di stare a casa vostra, nel vostro focolare domestico, con la vostra famiglia. E immaginate che entri un malvivente con un fucile, punti il fucile e prenda in ostaggio voi e la vostra famiglia. Immaginate di riuscire per reazione, per la forza della disperazione, per voler a tutti i costi, anche a costo di correre rischi personali, difendere i propri cari, immaginate di riuscire a acchiappare quel fucile, di prenderlo voi, di puntarlo verso quel malvivente e di farlo andare via, di cacciarlo di casa. E immaginate, dopo che è successo questo, dopo che è stata violata la vostra casa, dopo che vi siete difesi e che avete allontanato il malvivente, immaginate che arrivi un burocrate europeo che vi voglia portare a giudizio per porto abusivo d'arma. Questo è esattamente quello che è successo alla Sarema e questo è quello che noi non siamo disposti a accettare e andremo avanti, perché la flotta sarda è una realtà, è una legge che è stata ormai licenziata dal Consiglio regionale, è una legge che sta su un tavolo di Bruxelles che sta aspettando che ci sia l'ok per poter partire e noi partiremo perché la flotta sarda lo vogliamo realizzare perché è qualcosa di indispensabile per salvare la Sardegna. Ma vedete, di flotta sarda se ne parlava da decenni. Di problemi sul trasporto se ne parlava di decenni, di continuità territoriale e di tariffa unica per tutti aerea se ne parlava da decenni. Noi siamo quelli che questo cambiamento lo hanno iniziato con i fatti. Siamo quelli che hanno fatto partire la flotta sarda, siamo quelli che hanno reso la continuità territoriale aerea aperta a tutti con la tariffa uguale per tutti, siamo quelli che stanno cambiando completamente il volto della Sardegna. Ma c'è un altro aspetto che ci sta particolarmente a cuore e sul quale noi ci siamo impegnati e vogliamo continuare questo impegno straordinario. Ho parlato prima del momento di crisi, di questa crisi straordinaria, ho detto che c'è la necessità di ridare ossigeno al sistema, che c'è la necessità di pensare a un modello che anziché quello della pentola bucata sia quello del magnete, che le risorse che vengono messe in campo non solo se le tenga strette ma ne attragga anche di altre, che possa in qualche modo fertilizzare il territorio per far nascere nuove iniziative, nuove attività imprenditoriali. Noi lavoriamo perché possa esserci benessere per tutti, perché possa esserci lavoro per tutti e questo si può avere se c'è la possibilità di distribuire ricchezza, ma la ricchezza prima di essere distribuita va prodotta. E chi è che produce la ricchezza? Chi è se non il nostro sistema economico, le nostre imprese? E allora al primo posto, o meglio, dopo la persona, dopo la famiglia, per noi al primo posto c'è l'impresa ed è la possibilità dell'impresa di operare. E che cosa significa questo? Significa cercare di intervenire per far uscire anche gli imprenditori che si sono trovati in questi venti di burrasca e che sono stati toccati molto e molti da quel vento della rassegnazione, farli uscire con aiuti concreti, con azioni concrete. Ci sono 3 livelli sui quali noi riteniamo indispensabile interagire, agire e stiamo lavorando. Anzi, ce n'è un quarto di cui ho già parlato, che è la possibilità di dare a questa terra delle infrastrutture e far sì che le imprese che operano su questo territorio possano operare con una dotazione infrastrutturale giusta, con un costo di energia, con costi di trasporti bassi. Ma ci sono degli altri aspetti, e questi sono 3.
il credito. Le nostre imprese hanno bisogno di credito, le nostre imprese hanno bisogno del carburante per poter operare, le nostre imprese hanno bisogno di difendersi da un sistema bancario che in questi anni, con la crisi dell'Europa, ha reagito a tutela dei propri conti economici, dei conti economici delle banche, non a tutela dei conti economici delle imprese, e ha chiuso in una morsa, ha realizzato quella che i tecnici chiamano la stretta creditizia e ha chiuso i cordoni della borsa e hanno consentito alle imprese di accedere al credito. Tante imprese sono andate fuori gioco, tante imprese sono fallite, tante imprese si trovano in difficoltà perché non hanno la possibilità di avere il credito bancario. E allora noi che cosa abbiamo fatto? L'ha detto l'altro giorno l'assessore, a una domanda, a una trasmissione televisiva, gli ha detto: le banche non hanno credito, che cosa bisogna fare? E lui ha ripetuto prima, è vero, sì, le banche non hanno credito, e che cosa si può fare? Quello che ha fatto questa giunta, di più non si può fare, ha fatto grandi cose sul credito, quindi ce lo dice il signor l'assessore, che dice questa giunta ha realizzato il fondo di garanzia più grande d'Europa. Pensate, noi abbiamo messo 250 milioni di euro di risorse europee per costituire un fondo di garanzia. Il fondo di garanzia sta già operando, quel fondo di garanzia ha dato e darà la possibilità a regime alle imprese sarde di accedere a crediti per oltre 700 milioni di euro. Voi immaginate che 700 milioni sono l'ammontare dei fondi europei previsti per la Sardegna per il prossimo settennio 2014-2020. Questi fondi europei, che sono importanti, che sono risorse straordinarie, delle quali tanto si parla, sono 700 milioni, pari alle risorse che noi stiamo mettendo in campo per l'accesso al credito. E queste sono cose concrete, queste sono cose operative, queste sono cose che già esistono e noi siamo credibili perché le abbiamo già fatte qui e ora. E che cosa faremo? Noi lo rinforzeremo. È il più grande fondo di garanzia d'Europa, lo faremo diventare il più grande fondo di garanzia del mondo. Funziona e abbiamo dimostrato di sapere che cosa c'è da fare, ce lo dice anche l'assessore, bontà sua. Ma poi ci sono le imprese che erano già nei circuiti bancari, ci sono le imprese che avevano già i loro conti economici, le loro attività che andavano sostenute, aiutate a restare in vita, ma ci sono tante microimprese, tante piccole iniziative che non avevano ancora visto la luce, che erano nella testa, nei desideri, nei sogni di tanti giovani sardi che però non avevano alcuna possibilità di accedere al credito, non avevano possibilità neanche di superarla, di varcarla la soglia della banca, perché le domande sarebbero state scontate ed erano le domande certamente: che beni hai? Non ne ho. Che cosa possono dare i tuoi genitori per garantire? Non ho questa possibilità. Facci vedere i tuoi conti economici per capire che tipo di ricchezza hai dentro, quali sono le prospettive. Non le ho, ce le ho in testa perché l'azienda la voglio inventare oggi. Per questi la possibilità era totalmente preclusa. E allora noi abbiamo fatto anche in questo caso il fondo di microcredito più grande d'Italia, con oltre 100 milioni di euro investiti, e abbiamo dato la possibilità a 3.500 giovani, a 3.500 imprese, la stragrande maggioranza delle quali giovanili, la stragrande maggioranza delle quali femminili, di aprire una piccola impresa. L'altro giorno, qualche giorno fa, anzi un paio di settimane fa, sono stato fermato da un giovane, Marco, che mi ha fermato, era lì con la moglie e con un figlioletto di pochi anni, e mi ha ringraziato per il microcredito e mi ha detto: Presidente, mi ha consentito di realizzare il mio sogno. E io non credevo alle mie orecchie quando sono andato a parlare col funzionario della Sfirs e, dopo aver avuto la porta chiusa in faccia da tanti istituti bancari, sono andato a parlare col funzionario e questo mi diceva che potevo avere i soldi, e che ho avuto, che non dovevo restituire niente il primo anno, dovevo incominciare la restituzione dal secondo anno, e così sta succedendo. E soprattutto che potevo restituire in 5 anni senza pagare un centesimo di interessi. Non credevo alle mie orecchie. Allora, questo è quello che è stato fatto.
E questo è quello che noi vogliamo fare, perché rilanciamo, ampliamo il microcredito all'agricoltura, perché riteniamo che ci siano tanti giovani che devono essere aiutati a tornare al settore primario, perché questo dà tante possibilità, quindi stiamo riaprendo l'agricoltura e poi stiamo costituendo un grande fondo di rotazione, perché c'è un altro obiettivo, che è quello che ci poniamo per questi anni, che è quello di aiutare prima di tutto gli imprenditori, come abbiamo fatto, allargare gli imprenditori agricoli, allargare ai professionisti, ma poi allargare alle famiglie. Che cosa vuol dire allargare alle famiglie? Oggi, in questo momento di grande crisi e difficoltà che viviamo, ci sono tante famiglie che sono state costrette per magari fare un acquisto, piuttosto che per mandare i figli a scuola o per far fronte a sussistenza, a necessità di prima sussistenza, sono stati costretti a rivolgersi alle finanziarie e sono nella morsa delle finanziarie, con tassi di interesse straordinari. Bene, noi a queste famiglie daremo la possibilità di rivolgersi a questo fondo rotativo, aiuteremo con interesse pressoché inesistente e le tireremo fuori dalla morsa degli usurai e di queste maledette finanziarie. Questo è quello che noi vogliamo fare sul credito, ma c'è un altro elemento, anzi ce ne sono altri due che incidono sulle imprese e sulla loro possibilità di operare e quindi sul sistema, e sono il fisco e la burocrazia. Vedete, purtroppo questo paese è un paese dove lo Stato mobbizza con la burocrazia i cittadini, vampirizza con le tasse, con le imposte, con Equitalia ai cittadini e preclude talvolta la possibilità di operare a chiunque abbia la buona volontà, a chiunque abbia la possibilità di dare un contributo. C'è un bel libro che io vi consiglio, che ha scritto non un professore universitario, perché i professori universitari sono certamente molto bravi nella teoria, però passano il loro tempo dentro le aule universitarie, non conoscono la realtà, poi qualche volta capita che vengono candidati e hanno la grande opportunità di prendere un treno e di scoprire che esistono i treni, di scoprire che esistono i territori, di scoprire che esistono i problemi della gente. Ma c'è un signore che è un semplice cittadino che voleva mettere su una propria attività e ha scritto questo libro che si intitola Volevo solo vendere la pizza e racconta il calvario di un uomo che in anni su pratiche, su richieste di autorizzazioni, su costi per le autorizzazioni e per le pratiche burocratiche ha visto la sua idea affondare, naufragare, ed era solo una persona che voleva avere la dignità, che voleva realizzare una sua attività e voleva avere una chance nella vita. Allora noi guardiamo a queste persone, e vogliamo abbattere il costo fiscale. Il livello di tassazione in Italia è il più alto d'Europa, questo è inaccettabile e noi siamo certamente una regione d'Italia, non abbiamo la possibilità di cambiare le cose in Italia, ma abbiamo la possibilità di cambiare le cose in Sardegna e lo stiamo già facendo. La nostra idea di cambiamento è un'idea di cambiamento che potrà in qualche modo generare frutti e disseminare buone pratiche anche in Italia. Noi siamo convinti di un assunto che per noi è come una cosa che sta scritta sulla pietra, ovvero sia lo sviluppo si crea attraverso dei semplici passaggi: abbattimento delle tasse, attraverso l'abbattimento delle tasse l'incremento dei consumi, attraverso l'incremento dei consumi l'aumento degli investimenti, del risparmio, dello sviluppo, del lavoro. Questo è un assunto molto semplice. I nostri avversari sono per una tesi completamente diversa e infatti ci stanno contrastando su questo. Noi pensiamo allo strumento della zona franca come uno strumento risolutivo. Eccola, per dare la possibilità alla nostra Sardegna di ripartire. Loro dicono, no, è sbagliato, perché loro dicono per ridistribuire la ricchezza bisogna fare un'altra operazione, bisogna aumentare le tasse, aumentare la spesa pubblica, attraverso la spesa pubblica ridistribuire la ricchezza. Questa è follia, questo è inaccettabile. E allora perché noi
siamo credibili in un percorso di questo tipo. Prima di tutto perché lo sosteniamo, ci crediamo e lo abbiamo sempre praticato, e poi perché lo abbiamo praticato in Sardegna. Noi abbiamo già iniziato, il cambiamento è già iniziato, il futuro è già qui e ora, perché qui e ora noi abbiamo abbattuto l'IRAP del 70%. È l'unica regione d'Italia ad aver avuto il coraggio di abbattere l'imposta più iniqua che esista. Pensate, l'IRAP è quell'imposta che si paga anche sui dipendenti e che tanto più tu fai lavorare gente, tanto più hai il costo e ti tocca pagare l'IRAP. Una impresa media, un bar che abbia, faccio il riferimento del mio bar solito, che abbia un fatturato di 150.000 euro, che abbia 2-3 dipendenti, ha un costo di IRAP che è intorno ai 4.500 euro all'anno. Noi col nostro provvedimento l'abbiamo portata a neanche 1.500 euro all'anno, e ve lo dice il commercialista, vi potete fidare. E sono soldi che restano nelle tasche degli imprenditori, sono soldi che vanno al risparmio, che vanno all'assunzione di nuovi dipendenti, che vanno a favorire nuovi investimenti. E in questa finanziaria abbiamo inserito un'altra norma che è anche questa l'antipasto della zona franca, della quale adesso vi parlerò. Questa norma è la rivendicazione delle accise dal governo, di tutte le accise che ci spettano, la possibilità di utilizzare questa rivendicazione per abbattere il costo del carburante. Pensate, un litro di carburante, pensate, lo sapete perché lo vedete tutte le volte che andate a fare rifornimento, costa intorno a 1,07 euro. Di questo 1,07 euro, 70 centesimi sono di accise, 30 centesimi sono di IVA, resta di prezzo vero 70 centesimi. Noi vogliamo abbattere le accise e l'IVA, noi vogliamo portare quel prezzo del carburante a un prezzo accessibile. Noi riteniamo che questa sia la strada, e attraverso la zona franca integrale significa abbattere l'IVA, non pagare IVA nel nostro territorio, non pagare accise. E perché riteniamo che sia possibile farlo? Qualcuno dice, ma la zona franca è una rivendicazione storica, sono 60 anni che se ne parla, e voi che cosa portate di nuovo e di diverso? Noi portiamo tante cose di nuovo e di diverso. Noi portiamo prima di tutto un movimento popolare, che è quello che è nato grazie a questi movimenti, che ha avuto la capacità di andare nelle case, di andare nelle famiglie, negli ovili, nelle fabbriche, e di fare in modo che in tutti questi luoghi si parlasse di zona franca, si capisse cos'è la zona franca. E ha fatto in modo, ha avuto il grande merito di riportare la zona franca in cima all'agenda politica sarda. Ha avuto il grande merito di far sì che 350 comuni su 377 deliberassero per la richiesta della zona franca. Ha avuto anche il grande merito di interloquire con il Presidente della Regione, che, lo dico chiaramente, all'inizio io ero scettico, ma mi sono confrontato, ci siamo confrontati anche vivacemente con i comitati, ci siamo confrontati e mi hanno convinto, e ha avuto il grande merito di portare questa regione a mettere in campo una serie di atti e di iniziative che sono straordinari. Noi abbiamo rivendicato la zona franca alla Commissione europea, al Parlamento europeo e allo Stato italiano. Qualcuno ha detto che abbiamo scritto all'indirizzo sbagliato, nulla di più falso, perché noi abbiamo scritto alla Commissione, la Commissione ci ha risposto che la zona franca è compatibile con le norme europee, che la Sardegna può diventare una zona a fiscalità speciale, lo ha detto il livello politico per bocca del vicepresidente della Commissione, l'onorevole Tajani, l'ha detto il livello tecnico, giuridico, per bocca del responsabile degli affari giuridici e doganali della Commissione europea. Dopodiché abbiamo scritto, dicevo, al Parlamento europeo, e la risposta al Parlamento europeo è della settimana scorsa, anzi di questa settimana, scusate, l'ho ricevuta all'inizio della settimana, ed è la Presidente della Commissione per le petizioni che mi scrive e mi dice: caro Presidente, abbiamo ricevuto la sua richiesta, la riteniamo ammissibile, il Parlamento europeo la ritiene conforme alle norme del Parlamento europeo, per cui avviamo subito l'istruttoria e mandiamo al parere della Commissione. E sono 2 telli su 3, ce n'è un terzo, e il terzo è quello decisivo, perché dal terzo dipende il risultato finale.
è il governo italiano. Il governo italiano deve decidersi a affrontare questo tema, a fare questa richiesta della Sardegna una propria istanza, a riconoscere per la Sardegna la zona franca d'Italia e a trasferire all'Unione Europea la domanda. Noi abbiamo percorso due strade per questo. La prima è quella della rivendicazione di cui vi ho parlato, che abbiamo trasmesso al governo e all'autorità doganale. La seconda è un percorso in Consiglio regionale che ha visto una legge approvata a maggioranza, perché lo voglio sottolineare, c'è un'opposizione, c'è una sinistra che si oppone, che dice no alla zona franca integrale, no alla Sardegna territorio extradoganale e ha votato no alla legge. Ed è una legge che è stata votata, che ha previsto la modifica dell'articolo 12 del nostro statuto e il riconoscimento del territorio sardo come extradoganale e ha previsto che si avvii il percorso costituzionale per la modifica dell'articolo 12. La modifica dello statuto è un percorso costituzionale, richiede due passaggi. Il primo è quello del nostro Consiglio regionale, il secondo è quello del Parlamento italiano. La norma è andata al Parlamento italiano e stiamo aspettando che venga iscritta all'ordine del giorno dei lavori. E allora questo è quello che noi abbiamo fatto e questo non è mai stato fatto nella storia della Sardegna. Nessuno ha mai fatto tanto franca. Tutti ne hanno solo parlato, come dei trasporti, della continuità, dell'industria, tutti ne hanno solo e esclusivamente parlato e noi l'abbiamo fatto. Ma c'era, vi dicevo, chi sosteneva che questo percorso non era possibile e l'abbiamo smentito, chi sosteneva che abbiamo sbagliato indirizzo e l'abbiamo smentito, c'è chi sostiene che è un percorso troppo alto. Dice no, ma è bello sarebbe, però non ce la daranno mai, e perché dovrebbero darla a noi? A questi signori io dico, voi non potete proporvi come politici per la Sardegna, voi non potete proporvi come coloro i quali dovrebbero avere il dovere di ragionare oggi, interpretare il presente per immaginare il futuro e costruire il futuro per le prossime generazioni. Voi non lo potete fare. C'è una bella citazione che io richiamo molto spesso, di De Gasperi, che fa la differenza tra il politico e lo statista. Dice: il primo, il politico, è quello che pensa alle future elezioni. Lo statista è quello che pensa alle future generazioni. Allora noi dobbiamo fare uno sforzo per essere nel nostro quotidiano con quel cambiamento, con quell'atteggiamento, con l'esempio, con i progetti alti, ogni giorno un po' meno politici e un pochettino più statisti e pensare alle future generazioni. E la zona franca è una cosa difficile perché è una cosa da statisti, non da politicanti, è una cosa da statisti. Significa ragionare per le future generazioni. E perché questo è possibile? E perché dovrebbero darla alla Sardegna? Qualcun altro dice va bene tutto, ma non ve la possono dare perché non esistono in Europa altre zone franche di dimensioni grandi come la Sardegna. E questo è vero. Questa è l'unica verità che dicono, perché ne esistono tante, non esiste una delle dimensioni della Sardegna. E allora perché la Sardegna sì? Perché la Sardegna può e deve diventare la zona franca d'Europa, non solo dell'Italia, perché la Sardegna si trova in una posizione strategica, è al centro del Mediterraneo, si trova tra Spagna, Francia e Italia, geograficamente più vicina all'Africa di quanto non sia al continente italiano. Perché la Sardegna si trova e vive un'epoca dove l'Europa sta soffrendo di quella crisi che dicevo e ha quelle tragedie nel mondo, Grecia, Cipro, eccetera. Perché in Europa abbiamo un problema, in Europa abbiamo il torcicollo e abbiamo il collo che è rivolto verso il nord e siamo tutti lì a guardare la Germania e siamo tutti lì a capire cosa fa la Germania, siamo tutti lì a parlare dei banchieri, siamo tutti lì a parlare degli spread, siamo tutti lì mentre l'Europa soffre ed è in forte crisi e dovremmo fare un'operazione molto semplice, semplicissima, farci passare questo torcicollo e guardarci intorno, per esempio guardare verso l'Africa. Perché se vogliamo essere statisti dobbiamo guardare lontano in termini temporali. L'Africa oggi ha 1 miliardo di abitanti. Pensate, l'ONU, non Ugo Capellacci, l'ONU dice che nel 2050 l'Africa avrà 2 miliardi e mezzo di abitanti.
Lo stesso ONU dice che nel 2100 l'Africa avrà 4 miliardi e mezzo di abitanti. Questo che cosa significa, cari amici? Significa semplicemente che il continente africano darà un contributo al PIL mondiale che è destinato nei prossimi decenni a cambiare totalmente. Significa che la Sardegna, per la sua posizione, ha due alternative: o subisce quello che sarà il movimento che nascerà da quel continente in tutti i sensi, o lo governa, o lo cavalca. E come lo può cavalcare? Non la Sardegna, l'Europa. Come può cavalcare l'Europa questo nuovo scenario euro-mediterraneo? Con uno strumento straordinario, con una piattaforma logistica nel Mediterraneo che sia la Sardegna, che abbia la zona franca integrale, che sia il territorio naturale dove tutte le imprese europee vanno a collocare i loro cannoni puntati verso le opportunità dell'Africa. Questa è la ragione per cui la Sardegna può diventare la zona franca. Questa è la ragione, che significa ragionare guardando lontano, che significa ragionare guardando in alto, puntando in alto. E dicevo, credito, tasse e burocrazia. La burocrazia è l'altro nostro male che dobbiamo combattere. Noi abbiamo anche in questo caso avviato il percorso. Abbiamo avviato quello che si chiama shock burocratico, con delle delibere di giunta che hanno previsto dei meccanismi tali per cui se il cittadino non ottiene risposte si può rivolgere al responsabile del procedimento che interviene al posto, a un vice responsabile del procedimento che interviene al posto del responsabile del procedimento e scattano sanzioni, multe e conseguenze di carriera su chi non ha adempiuto. Però non basta, noi dobbiamo fare le riforme. È la prima riforma da fare, la prima riforma che io chiedo agli alleati, e su questo io lo esigo, e se non verrà fatto entro i primi 100 giorni io sono pronto a restituire il mandato. La prima riforma deve andare proprio verso la lotta alla burocrazia. E io chiedo che venga modificata la legge che prevede le competenze assessoriali e che venga istituito subito l'assessorato alla semplificazione burocratica. Deve esserci un assessore che dà l'indirizzo politico, deve esserci un'intera struttura che lavora solo su questo per abbattere la burocrazia, e da subito si deve costituire un centro operativo, un call center che sia aperto H24 al quale i cittadini possano rivolgersi per denunciare tutte le malefatte della burocrazia e per mettere in condizione la burocrazia di diventare a misura d'uomo. Vedete, cari amici, questa è la Sardegna del domani, questa è la Sardegna che è già iniziata. Questa è la Sardegna del cambiamento. Questa è la Sardegna che qui e ora dà una possibilità diversa di scenario. Questa è la Sardegna che, come diceva Gandhi, deve riguardare ciascuno di noi, e ciascuno di noi deve imparare a diventare il cambiamento che vorrebbe vedere. Noi lo abbiamo già iniziato questo cambiamento, e voi con la vostra presenza, con la vostra passione, tutti i giovani che ci stanno seguendo sono la dimostrazione di tutto quello che sto dicendo. E adesso vorrei che la regia mandasse un filmato. È un filmato che racconta di questa straordinaria avventura, è un filmato che racconta di questa straordinaria gente, è un filmato che racconta di questa speranza, è un filmato che racconta di questo cambiamento, è un filmato che fa capire che il futuro è qui ed è ora.
terra. Questi siete voi, siamo noi, i giovani qua con me sul palco. E questi sono i nostri giovani. Questi sono i nostri ragazzi, questi sono il nostro presente, il nostro futuro, e chiedo anche agli amici di Forza Italia, dell'UDC, dei riformatori, dei sardisti, dell'UDS, della zona franca, vi prego, venite i candidati, venite sul palco, venite qua con noi, aiutateci con la vostra presenza a chiudere questa giornata. E mi raccomando, cari amici, avanti così, perché... Grazie. Avanti così perché il futuro è qui e ora, avanti così perché ce la possiamo fare, anzi ce l'abbiamo già fatta. Grazie. Grazie a tutti amici, siamo con te Ugo, siamo coinvolti, siamo motivati, abbiamo capito che tu ancora di più vuoi assumere un ruolo guida importante in Sardegna, vuoi realizzare la condizione di proiettare questa Sardegna che vive una grande sofferenza, che vive una grande situazione di crisi. Pensiamo, così come tu hai sottolineato, ai nostri pescatori, ai nostri allevatori, alle nostre piccole e medie imprese, ai nostri artigiani. C'è una situazione che ha bisogno di essere rafforzata, sostenuta, e c'è bisogno che la tua dedizione si sente e sia forte, così come tutti questi anni hai rappresentato. Ti siamo stati sempre vicini in queste battaglie, a Roma così come in Sardegna. Abbiamo voluto con te sfidare i cosiddetti poteri forti, quelli che ci attribuiscono. Noi, dietro di noi non c'è nessuno, ci siamo noi, ci sono i sardi, ci sono i volti della sofferenza, i volti del coraggio, i volti della sfida, e oggi siamo su questo palco insieme a Settimo Nizzi, Emilio Floris, a Pietro Pittalis, a tutti gli alleati, per dimostrare che con la unità, con la forza dell'unità si può vincere, e noi stiamo vincendo. Quello che chiediamo, amici, è di crederci, perché dobbiamo recuperare fiducia, e siete voi quelli che possono farlo con la grande capacità che rappresenta la vostra dignità. Siete voi con la vostra capacità di essere presenti sul territorio. Vi chiediamo in questi giorni, in queste ore, di non mollare, perché c'è un grande coinvolgimento, c'è una grande motivazione. Con Ugo Cappellacci si può vincere, e ricordiamoci che si vince con lui. Ricordiamoci che votare i nostri candidati consiglieri regionali è importante, ma è importante solo se con lui si vince. Nell'ipotesi contraria non si raggiunge l'obiettivo. Emilio Settimo Nizzi, Pietro Pittali. Sì, cari amici, anche oggi penso di riuscire a percorrere i miei 300-350 chilometri quotidiani. Dobbiamo muoverci, dobbiamo essere presenti in tante parti della nostra isola, e spesso ci troviamo anche presenti in contesti in cui il non voto, il non andare a votare è prevalente. E allora ritengo che quello che sarà il voto decisivo sarà proprio nel convincere le persone che oggi non vogliono andare a votare ad andare a votare per noi, per il centrodestra, per Cappellacci presidente. Io sto andando anche oltre le preferenze, la richiesta delle preferenze, voglio che vinca Cappellacci presidente, e questo chiedo a tutti quanti voi. No, non è il tempo delle chiacchiere. Io ho coniato uno slogan con gli amici che dà il senso veramente di quello che dovremmo fare tutti insieme. E allora, cari amiche e cari amici, io dico tutti per Ugo e Ugo per tutti! Io volevo soltanto portare il saluto, ringraziare i nostri coordinatori che hanno lavorato per cercare di ottenere questo brillantissimo risultato nella realizzazione e nella costituzione delle liste elettorali. Io ringrazio tutti gli alleati e inizio a dare la parola ai nostri amici. Lavoriamo tutti assieme, la vittoria è alla nostra portata, dobbiamo ancora continuare a crederci più di quanto non ci abbiamo creduto sino ad oggi. Grazie.
Noi siamo con Cappellacci perché ha vinto una sfida, quella di guardare al futuro anziché voltarsi alle spalle come fanno gli avversari. Io credo che sia importante, poche parole, ma voi dovete essere messaggeri nelle case, partire subito da qui e dire tutto quello che ci ha raccontato oggi Cappellacci, smontare le bugie che altri pongono e andare avanti mettendo il cuore davanti a tutto. Il movimento Zona Franca è con Ugo Cappellacci, non ce ne sono altri, gli altri sono liste civetta. Noi parliamo di Oristano, 29 comitati su 34 censiti, registrati, sono qui, dietro questo simbolo di con Maria Rosaria Randaccio. Gli altri sono liste civetta e il loro presidente noi non l'abbiamo mai visto. Io ho girato la Sardegna, ho fatto 200 assemblee con Scipio e con Randaccio e quel signore non l'abbiamo mai visto a queste riunioni. Noi siamo la Zona Franca, non quelli. È la Zona Franca sarda e con Ugo Cappellacci. Forza Vari. Allora Ugo Cappellacci ha imparato tante cose, si è visto, è diventato bravissimo, è un controsenso pensare a un nuovo presidente che deve incominciare ancora ad apprendere quelli che sono i rudimenti dell'amministrazione regionale. Un appello alle donne sarde: non siate sfiduciate, andate a votare donne, credeteci, perché questo è un uomo che insieme a tante altre donne porterà avanti quello che la Sardegna vuole. Mi raccomando, votate Ugo Cappellacci, noi siamo con lui e ci crediamo per la Sardegna e per noi. Grazie. Grazie e concludiamo con una parola. Prego. L'unica cosa che posso dire è che mi ha stupito in maniera ancora maggiore di quello che pensavo, per quanto riguarda sia la capacità di comunicatore che come ha spiegato alcune cose che spesso nei dibattiti degli altri vengono un po' alterate. E solo per dire che l'UDC ovviamente voterà compatto per Cappellacci, cercando di fare quello che ha detto giustamente il senatore, il deputato, l'onorevole Ciccu, che dovremmo tutti noi votare solo per lui, oltre che votare per i candidati. Grazie a tutti, solo poche parole. Qui ora Oristano è con Ugo Cappellacci. Ugo Cappellacci presidente. La provincia di Oristano dimostrerà la sua forza il giorno delle elezioni. Centrodestra unito, vinceremo le elezioni. Grazie a tutti. Allora, adesso datemi la possibilità di dare la bandiera e la parola a uno dei giovani. Pierpaolo, vieni qua. Eccoti qua. Ugo, siamo la Sardegna dei giovani che non vogliono andare via, che non vogliono fuggire, che non vogliono essere costretti a trovare la loro fortuna all'estero, ma vogliono continuare a costruire qua il loro futuro insieme a te. Grazie. Pierpaolo, grazie ad Eledda, ha scritto tante cose belle, perché proviamo a parlare di una scrittrice vera. Ha scritto Canne al vento, cioè sono dei versi che sono veramente molto molto belli. Canne al vento, canne gli uomini, vento la sorte che li piega, che li curva, che li schianta perché possano rialzarsi più saldi di prima. Noi, caro Pierpaolo, siamo qua perché voi possiate stare ben dritti, saldi, affrontare questo vento di burrasca, ma con il vento del cambiamento, col vento del futuro che è qui ora. Grazie a tutti di essere venuti. Grazie. Buongiorno a te, alma mater, ischida stella mia, adesso